Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto cos'è Viveracqua? Viveracqua è una società consortile che raggruppa tutti i gestori pubblici del Veneto. Questa è una società consortile che è nata proprio da un'iniziativa di questo territorio, in particolare i due gestori della provincia di Vicenza, in particolare Acque Vicentine e Acque Veronesi, e poi gradualmente si sono associate tutte le altre aziende pubbliche del Veneto, compresa l'azienda che io rappresento. Sono il direttore di Livenza Tagliamento Acque, che è il gestore, eccola qua, il gestore che opera a cavallo tra la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo parte di comuni in Veneto e parte in Friuli. Quindi si parte nel 2011 con solo 2 soci, per arrivare infine nel dicembre del 2017, quando ci sono tutti i 12 gestori con quasi 5 milioni di abitanti serviti. Manca solo l'azienda Acegas APS Amga, che gestisce la città di Padova assieme a Trieste, che appartiene al gruppo ERA. Questa è una società che, pur essendo a controllo pubblico, però è quotata in borsa, mentre a differenza di tutte le altre, che sono tutte società partecipate totalmente dai comuni soci. Questo perché di questo progetto è quello di voler mantenere comunque il legame con il territorio, che è tipico di queste aziende, però raggiungere quella capacità competitiva di cui abbiamo bisogno nel momento in cui le sfide si fanno sempre più complesse. Questo è velocemente, giusto per un inquadramento, sono tutti i punti di attingimento, di alcuni si è parlato anche prima. Con i pallini in blu sono indicate tutte le sorgenti, tutto il territorio montano sostanzialmente è servito da sorgenti. Poi ci sono tutti gli acquiferi dell'alta pianura, che sono quelli indicati in verde, quindi prelievo di acqua da pozzi, da cui, come si diceva prima, la necessità di andare a proteggere soprattutto le aree a nord. Ed infine ci sono anche alcune prese superficiali, soprattutto da fiumi, in particolare nel basso Polesine, tutta la zona del Polesine, che, come si diceva prima, in parte viene servita anche dagli acquedotti che si trovano nell'alta pianura, e ci sono poi alcune prese superficiali, soprattutto in provincia di Venezia, che servono da fiume per andare a servire le grandi spiagge di Jesolo, Caorle, presenti lungo la costa. Abbiamo tutta una serie di oltre 450 impianti di depurazione che sono distribuiti su tutto il territorio. Ecco, con Viveracqua qual è? La nostra volontà è quella di mantenere la specificità dei singoli gestori, quindi uno stretto legame con il territorio, valorizzare tutte le eccellenze gestionali, quindi raccogliere da tutti i soci qual è il modello gestionale migliore e metterlo poi a fattor comune, avere quelle masse critiche che ci consentano di trasferire alcuni processi alla società consortile, mentre mantenere le attività core, quelle mantenerle sul territorio. E inoltre poter rappresentare anche la società in tutti i rapporti istituzionali, anche a scala sovraterritoriale, anche verso la comunità europea, poi vedremo anche alcuni casi. E infine anche sviluppare progetti e iniziative in modo di offrire sempre un miglior servizio a tutti i cittadini serviti. Quindi velocemente, insomma, ci sono le economie di scopo, le economie di scala e soprattutto anche aumentare la capacità competitiva. Una delle cose, insomma, è quella di mettere a fattor comune e condividere i metodi di lavoro, quindi scambiare tutte quelle che sono le procedure, fare la formazione congiunta, applicare in maniera uniforme i contratti di lavoro e anche sviluppare tutti quei fenomeni condivisi, soprattutto anche sul sviluppo di quelle che sono le job description, che poi ci consentono di uniformare anche le modalità di rapportarsi, le relazioni industriali con tutti i nostri dipendenti. Inoltre vogliamo essere anche un interlocutore unico, parlare con una voce unica, perché oramai un piccolo territorio non può essere più come dire, avere peso se non invece, insomma, lo parlo a un'associazione di categoria, insomma, quindi lo sapete meglio di noi. Quindi anche noi ci rendiamo conto che per interloquire con la Regione Veneto,
dapprima con la Regione, ma poi con lo Stato nazionale, ma anche con la Comunità Europea, bisogna farlo in maniera assolutamente condivisa. Questo è un tipico esempio, insomma, poi delle attività, la centrale unica di committenza, che chiaramente ci consente di fare degli acquisti congiunti tutti assieme e quindi riuscire a presentarsi sul mercato e ottenere delle condizioni che siano assolutamente vantaggiose. Questi sono alcuni esempi, insomma, ecco, che passo magari velocemente. Ecco, l'altro grande progetto che stiamo sviluppando nasce anche proprio sulla necessità di adeguarci a quelle che sono tutte le nuove esigenze, in primis a dare come dire, continuamente quello che diceva prima il dottor Dell'Acqua, chiaramente uno va, non è che mette dentro la goccia d'acqua e trova tutto, no, deve sapere cosa cercare e soprattutto per cercare servono macchine sempre più performanti. Tutte le nostre aziende sono dotate di un laboratorio, però ora ha senso oggi acquistare un macchinario che costa 300-400 mila euro e magari farlo lavorare 3 ore alla settimana. Allora forse è bene che magari ne acquistiamo uno per tutti quanti e magari questo lavora 24 ore al giorno. Ecco che quindi nasce l'idea di mettere assieme tutti i laboratori, realizzare una rete unica di laboratori, e ogni laboratorio si deve specializzare nella ricerca e nello studio di determinati parametri a servizio di tutto il territorio della regione. Questi sono chiaramente gli effetti, insomma, che ci attendono. Ecco, l'altro grande problema che abbiamo oggi, e questo, diciamo, si scherzava anche prima, non scherzava per modo di dire, cioè è uno dei grandi paradossi. Noi oggi, un bravo gestore produce dei propri impianti di depurazione, produce molto fango. Più sei bravo, più fango produci. Però oggi di questo fango purtroppo non riusciamo a smaltirlo. Non c'è una filiera di smaltimento del fango e per cui ci troviamo proprio veramente nel paradosso che più sei bravo e più produci fango e più ti crei il problema in casa. Quindi paradossalmente, se uno depura male, lascia che il fango se ne vada, magari va a finire in Adriatico e poi ci chiediamo perché le alghe crescono in maniera sproporzionata, però quello è un gestore che ha risolto, almeno in parte ha risolto i suoi problemi. Allora la filiera del fango è una filiera che ha necessità di trovare soluzioni e qui abbiamo fortunatamente un'ottima interlocuzione con la Regione Veneto che ci sta supportando nella ricerca e quindi dovremo arrivare a breve a trovare una soluzione anche per valorizzare da un punto di vista energetico. Fino ad ora i fanghi venivano smaltiti, magari portati fuori regione o addirittura portati all'estero perché in territori che si fanno meno problemi. Fortunatamente qui ormai, insomma, se ne smaltiscono sempre meno, però devono essere trattati e soprattutto devono diventare una parte di quella filiera e valorizzarli da un punto di vista energetico, e quindi torniamo proprio anche sul tema della giornata. Altro progetto a cui stiamo lavorando, e questo è un progetto che è finanziato dalla Comunità Europea, che incoraggia la comunità, anche il sistema di appalto e i mercati, a generare delle idee e delle soluzioni tecnologiche. Quindi devono essere anche le imprese che ci aiutano, fortunatamente imprese come dire, che si impegnano, ce ne sono, che ci aiutano a trovare delle soluzioni tecnologiche. Una in particolare è quella di creare una piattaforma per poter fare le letture dei contatori, ma deve essere una piattaforma aperta e non vincolata a un produttore, a un mercato che poi di fatto ti monta tutti i contatori e si riesce a fare la telelettura, però poi tu di quel produttore non puoi farne a meno perché lui ha il brevetto. Allora con la Comunità Europea stiamo sviluppando questo progetto, c'è stato un finanziamento, ci sono gestori che vengono da 5 paesi, compreso il gestore di Parigi che proprio ha subito questo problema, aveva una gestione di tipo privatistica, poi è stata riportata all'interno della gestione pubblica, però il gestore privato è ancora proprietario di tutto il sistema di rilevamento delle letture e quindi di fatto, insomma, hanno difficoltà. Onde prevenire questa questione si sta sviluppando questo progetto. È stato finanziato per 4,5 milioni dalla Comunità Europea e proprio il nostro consorzio Viveracqua sta coordinando tutte le attività progettuali.
C'è infine il progetto Water Safety Plan, cioè il piano di sicurezza degli acquedotti, e anche qui dobbiamo, proprio in questo momento, partendo, come diceva prima il dottor Dell'Acqua, da tutte le esperienze che sono state accumulate in questi anni, mettere a punto un sistema che ci consenta di essere pronti a superare in maniera condivisa tutte le emergenze. Prima si è parlato del grande evento alluvionale che c'è stato, che poi insomma, oltre al fatto di l'abbattimento di tutti gli alberi, che c'è stato lì il ponte di Ognissanti. Uno dei problemi, soprattutto ad Arabba, credo, anzi a Roccapietore, è stato completamente divelta tutta la rete di acquedotto. Allora lì tutti i gestori si sono trovati nella necessità di supportare il gestore Bing Piave, però anche questo ci ha dato un campanello di allarme, perché abbiamo capito che non eravamo pronti ad emergenze di questo tipo. Abbiamo dovuto ricorrere lo diciamo, come dire, mettendoci la cenere sul capo, abbiamo dovuto ricorrere anche ad altre regioni per farci prestare le autobotti, per farci prestare tutta una serie di cose, e quindi in questo nuova filiera ci stiamo prontamente impegnando anche con il supporto della regione Veneto. Ecco, infine c'è il progetto Viveracqua Hydrobond. Le nostre società sono società che stanno investendo parecchio sul servizio idrico integrato, quindi la realizzazione di fognature, di acquedotti, ma anche di impianti di depurazione. I valori medi, apriamo circa 350 cantieri all'anno, e mediamente gli interventi non sono di grossissime, si parla di interventi di un valore medio di 400.000 euro, per cui sono molto interessate tutte le aziende del territorio, e adesso lo vedremo. Ed in particolare mediamente sta crescendo la spesa che noi facciamo ogni anno per investimenti per ogni abitante servito. Nel 2014 si passa dai 35 euro del 2014-15-16, si è saliti a 42 euro, 44 nel 2018, e nel 2019 poi crescono ancora fino a stabilizzarsi intorno ai 60, dai 55 ai 60 euro all'anno pro capite. Questo cosa ci dice? Ci dice in primo che il servizio idrico ha bisogno di forti investimenti, perché se voi tenete conto 60 euro ad abitante sono in una bolletta di 4 persone, una famiglia media di 4 persone, vuol dire che mediamente uno paga 350 euro per il servizio idrico, poi magari vi fate l'esercizio a casa, però sa che 240 non vanno solo per la gestione del semplice servizio, ma vanno per gli investimenti. Questo perché? Perché stiamo scontando un po' di ritardo infrastrutturale. Tutta la grande infrastrutturazione degli acquedotti è stata realizzata nel dopoguerra, anni 50, 60, reti fognarie, impianti di depurazione, e oggi bisogna investire pesantemente per mantenere in efficienza il tutto. Ecco, gli investimenti che sono stati realizzati nel periodo 2014-2017 sono stati di quasi 570 milioni di euro, e nel 18-19 sono in programmazione altri 500 milioni, e si arriva fino appunto a quella cifra orientativamente, per quanto riguarda i nostri gestori veneti, dai 55 ai 60 euro. Tenendo conto che il fabbisogno nazionale viene stimato in circa 80 euro pro capite. È chiaro che questo si deve tenere conto anche della compatibilità economica con la spesa che devono sostenere le famiglie, perché oramai tutti gli investimenti ricadono in bolletta, quindi a carico della tariffa, ma non ci sono più come un tempo sostenuti dalla contribuzione, dalla fiscalità generale. Allora, ecco, poi ci sono una serie di dati con tutti questi interventi. Si va però gradualmente ad estendere il servizio acquedotto anche a tutte quelle zone dove avevano ancora l'alimentazione da pozzi. Gradualmente si estendono i servizi fognatura e depurazione, cercando di andare a coprire tutto il territorio. Ecco, per quanto
giusto uno spot, ma per quanto riguarda anche il livello delle tariffe, mediamente il servizio idrico, quindi parliamo di un'utenza che ha il servizio completo, acquedotto, fognatura e depurazione, il valore medio a metro cubo in Europa è di 3,61 euro, per i gestori Viveracqua siamo sotto i 2 euro, quindi il servizio idrico è ancora, ma questo è anche il motivo per cui c'è del ritardo infrastrutturale. Nel momento in cui cresci e porti le tariffe come richiede l'autorità di regolazione nazionale, le porti a 80 euro pro capite, è chiaro che automaticamente le tariffe lievitano. E anche qui, se andiamo a vedere rispetto alle grandi capitali europee, vediamo come il valore italiano, ma in particolare del servizio nostro dei gestori di Viveracqua, come detto, ci stabilizziamo sotto i 2 euro. È chiaro che se noi andiamo a verificare grandi capitali europee, Copenaghen, Berlino, Londra, insomma, poi si potrebbe, evidentemente bisogna ragionare anche sul potere d'acquisto, però vediamo che insomma anche città tipo comunque dove Parigi, dove tutto sommato insomma mediamente il costo della vita è poco differente da quello italiano, il prezzo però è circa il doppio. Ecco, invece sotto c'è questa curva qua dove sono indicati i capoluoghi italiani, e anche qua si vede che i gestori del Veneto comunque hanno, rispetto ai capoluoghi di tutte le città italiane, il prezzo comunque è ancora un prezzo assolutamente contenuto. Ecco, altro tema che credo sia di particolare interesse per la giornata è di cercare di capire qual è i posti di lavoro che si creano negli investimenti nel servizio idrico. Allora, in maniera classica sappiamo che con un investimento andiamo a generare posti di lavoro diretti, quindi tutte le figure che in qualche modo sono impiegate nella progettazione, nella direzione dei lavori, nei collaudi, quindi progettisti, direttori di lavori, imprese. Gli indiretti, che sono tutti delle industrie che forniscono i materiali, i servizi, tutto quello che serve per la costruzione e l'entrata in esercizio dell'opera. E infine c'è l'indotto, e quindi tutti i beni e servizi che vengono acquistati grazie ai redditi da lavoro che sono percepiti da chi si occupa, e quindi dagli occupati diretti ed indiretti. La metodologia di calcolo, insomma qui andiamo a vedere, quindi abbiamo calcolato i posti diretti, indiretti e anche l'occupazione totale. Quindi se ci arriviamo verso la conclusione. Sì, velocemente. Allora, tenendo conto di quello che è quel famoso numerino che oggi va di moda, e che è il moltiplicatore. Allora, gli occupati, abbiamo visto che per ogni milione di euro che noi andiamo ad investire si generano complessivamente 5 full time equivalent, quindi creiamo 5 posti di lavoro, e questi sono concentrati per il 73% nei lavori che interessano, poi vedremo, le imprese, in particolare il 9% nei professionisti e il 19% nelle forniture. Quindi ci sono 5 occupati per ogni milione di euro investito. Ecco, altra questione importante, e questo andiamo a vedere come per ogni lavoro, i materiali e servizi, il 69% dei lavori che noi realizziamo vengono realizzati, ricadono all'interno della regione con filiere che appartengono alla regione, e il 50% con imprese che appartengono alla provincia di provenienza. La stessa cosa per i professionisti, si vede come il valore sia molto elevato a livello di professionisti che ricadono nella regione, e analogamente per i lavori e le imprese che operano. Il totale ci dice quindi che il 73% di quel milione che noi andiamo ad investire comunque è 1 milione di euro che viene, come dire, svolto da qualcuno che opera proviene dalla nostra regione. Ecco, per quanto riguarda quindi i 572 milioni che abbiamo realizzato nel periodo 2014-2017, è stato calcolato che abbiano generato 11.600 posti di lavoro, che sono pari, e questo è un dato molto importante, allo 0,2% del PIL della regione Veneto. Quindi
Questo per dire cosa? Che il dato significativo è proprio il moltiplicatore. Da dati che sono stati elaborati dall'REF Centro Ricerche, che è un autorevole istituto nazionale, partendo da dati di letteratura europei, ma che sono poi stati calati nel nostro territorio, è stato calcolato che questo moltiplicatore è pari circa a 2, per cui per ogni milione di euro che noi andiamo ad investire, di fatto si genera con l'indotto un impatto sul PIL che è pari al doppio, quindi da circa 600 milioni si va a quasi 1 miliardo e 200, come si diceva circa lo 0,2%. Come detto, queste opere sono state finanziate per il 50% da un prestito obbligazionario che è stato emesso dalla BEI, dalla Banca Europea degli Investimenti, con condizioni molto vantaggiose, proprio perché abbiamo fatto questo prestito obbligazionario, questi hydrobond, che adesso è un modello che è stato un po', si sta cercando anche di mutuare in tutto il resto del territorio nazionale, proprio perché abbiamo atteso a questi fondi europei messi a disposizione come detto, dalla BEI. Quindi chiudo qua proprio sintetizzando. Allora, è chiaro che tutti questi investimenti nel servizio idrico sono investimenti che è dimostrato vengono svolti dall'economia locale, professionisti, imprese, operatori, ed hanno un moltiplicatore sul complessivo con un indice che è pari a 2, e quindi è sicuramente un moltiplicatore significativo. E questo peraltro, ecco, chiudiamo proprio il cerchio sull'economia circolare. Stiamo prevedendo una nuova emissione di idrobond, e questa volta ci saranno anche, hanno chiesto di sottoscrivere anche i fondi pensione dei nostri dipendenti. Quindi è chiaro che proprio chiudiamo il cerchio, perché i nostri cittadini finanziano le opere vengono realizzate, tutto l'indotto ricade sul territorio della regione, ma addirittura i fondi pensione vogliono contribuire, che sono sempre i fondi che pagano le pensioni dei nostri dipendenti, contribuiscono e vogliono essere motore che alimenta questa economia circolare. Io avrei tante cose da dire, ma insomma mi fermo qua. Okay.